Per rimettere in sicurezza il lungomare di Zoagli sono stati spesi poco più di 174.000 euro, 150 provenienti dalla regione, la restante parte dal comune. La cifra ha coperto il ripristino delle scogliere, la ricollocazione dei massi in località Pozzetto e nelle spiagge del Duca e dell'Arenella. Il fronte mare era stato devastato dalla mareggiata del dicembre 2017, ora le due passeggiate sono tornate percorribili da residenti e turisti. Gli altri lavori del piano di recupero prevedono il ripascimento delle spiagge del centro e di Marina di Bardi per oltre 43.000 euro e il posizionamento di massi a protezione della zona della Chiappara per 33.000 euro. Di qui il sopralluogo dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del sindaco Franco Rocca. I lavori di Zoagli hanno una doppia valenza. L'aspetto di protezione civile, di difesa del suolo, cioè quello di ridare a normale condizioni di vita a quei territori che hanno subito nel corso del tempo, a causa di eventi meteorologici avversi, gravi danni, ma anche e soprattutto a territori come Zoagli la possibilità di ritornare a splendere ovviamente nella stagione principale, cioè la stagione estiva, quella di grande attrazione turistica. Questa era la sintesi del provvedimento che abbiamo costruito tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, da sottolineare ovviamente anche l'importanza del ripascimento. Abbiamo costruito un provvedimento che prevedesse con i ribassi dei lavori eseguiti anche la possibilità di ripascere le nostre spiagge. A seguire, l'assessore ha visitato il cantiere della nuova strada di collegamento con la Fontana Buona. Ad oggi sono stati realizzati circa 500 metri di strada sui circa 2.400 previsti. La strada collegherà la frazione di Semorile con Villa Oneto, a Leivi, attraverso il passo dell'Anchetta e consentirà un nuovo e migliore accesso alla valle. Il primo lotto è stato finanziato dalla Regione con 500.000 euro.